Perfetto. Cari amici, ben ritrovati, nuovamente una nuova puntata del Punto della Situazione, la rubrica che in questo periodo vi sta accompagnando dai teleschermi di Veneto Globe sulla situazione Covid all'interno del nostro territorio. Quest'oggi, questa sera, abbiamo il piacere di avere dall'altra parte del teleschermo il sindaco di Riese Più Decimo, Matteo Guidolini. Matteo, ti do del tu, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Grazie a te Luigi e buonasera a tutti gli ascoltatori. Matteo, a te ormai maggio è a metà, fra pochi giorni ci saranno le nuove aperture concesse dal governo, ma qual è stata la situazione nel mese di aprile nel tuo paese? Da un punto di vista sanitario, tutto sommato possiamo dire che Riese è stata fortunata e anche si può dire che i cittadini di Riese sono stati bravi. Abbiamo avuto una ventina di casi, per la stragrande maggioranza persone legate in qualche maniera alle strutture sanitarie, chi per ricoveri, chi per professione o per parenti che lavorano in ospedali o case di cura, per cui non c'è stata una circolazione del contagio tra la gente in strada o il supermercato o dove si temeva. Quindi siamo stati sia fortunati sia, devo dire, bravi ai miei cittadini, perché si sono comportati molto bene, con molta responsabilità. Non abbiamo dovuto ricorrere né a messaggi impositivi né di stile alla sceriffo, per dirlo così, perché sono stati bravi fin dal principio e hanno avuto molta pazienza. A te, come a tutti i tuoi colleghi qui nel territorio, facciamo una domanda particolare, non vogliamo sapere i numeri, ma una percentuale. Purtroppo, presumo anche a Riese, c'è stato un aumento di popolazione che causa crisi Covid e successivamente crisi economica ha dovuto accedere al servizio sociale. Diciamo che per come è stato strutturato il bonus economico di marzo, diciamo per forza di cose era la platea di persone che potevano accedere era per fortuna più ampia. Abbiamo avuto molte persone che hanno fatto questa richiesta, una parte di persone che in qualche maniera già conoscevamo o perché erano già seguite o perché conoscevamo la criticità magari di alcuni nuclei familiari, ma molti purtroppo sono stati nuclei nuovi che hanno fatto richiesta. Speriamo si sia trattato di una necessità temporanea e non che sia diventata una difficoltà stabile. Staremo a vedere nei prossimi mesi. Noi siamo qua, cercheremo di essere presenti in tutti i modi, anche e soprattutto economico. Me lo dicevi anche l'altro giorno per telefono quando ci siamo sentiti, è stato molto positivo l'aiuto che ha dato la protezione civile sia nella consegna delle varie necessità che per quanto riguarda anche la consegna delle mascherine. Guarda, tra tutti gli aspetti super negativi di questo periodo, uno degli aspetti positivi è appunto il ruolo della protezione civile. La nostra, come penso quella di tutti i paesi d'Italia, è stata bravissima e questo ha stimolato, proprio stasera abbiamo un incontro con dei nuovi volontari che le nuove persone vogliono aderire volontariamente alla protezione civile, ha consentito di capire ancora di più scusate, l'importanza della protezione civile sul nostro territorio. Noi avevamo già sperimentato una decina di anni fa con la tromba d'aria quanto sia importante avere una protezione civile organizzata e adesso ancora di più questa cosa inattesa e purtroppo molto democratica, perché ha colpito tutti grosso modo allo stesso modo, capiamo che c'è bisogno di gente preparata e di gente che voglia donare il suo tempo. Quindi io mi sento di ringraziarla ancora una volta, sia quella di Riese, ma naturalmente tutta la protezione civile italiana. Matteo, gli aiuti da parte del governo centrale sono arrivati poco come quantità e anche in ritardo. Fai conto che dalla parte opposta del schermo, al posto mio, ci sia
di Presidente del Consiglio, come sindaco cosa chiederesti? Ma il libro dei desideri è enorme, quindi chiedere una cosa piuttosto di un'altra per una categoria piuttosto di un'altra è chiaramente difficile. È chiaro che più risorse disponibili e immediatamente utilizzabili anche in termini di liquidità, meglio è. Io chiederei per una cosa, che è stato un po' quello di cui si sono lamentati tantissimi sindaci e anche tantissime persone nei territori, è la chiarezza nel dare indicazioni, quindi nelle varie ordinanze, nei vari decreti, perché spesso la gente si è trovata a interpretare, ha chiesto a noi sindaci come punto di riferimento delle interpretazioni che spesso anche per noi erano molto difficili e abbiamo cercato a nostra volta di trovare di dare un'interpretazione quantomeno quella che andava per la maggiore. E questo ha creato una sorta di grande confusione, oltre a delle difficoltà nelle tempistiche, nel trovarsi magari comunicati alla sera attraverso i social, aperture per il giorno dopo o nuove. Questo ha creato molte difficoltà. Io capisco, do atto che la situazione è stata di una complessità enorme e quindi va rispettato il lavoro di tutti a tutti i livelli. Però spero che almeno questo come risvolto positivo abbia nel futuro lasci la traccia di una comunicazione della necessità di una comunicazione più snella e più precisa verso i nostri cittadini. Poi oltre a questa è una cosa di tipo procedurale, ma d'altra parte tutto quello che potrà essere investito in questo momento e rimesso nell'economia reale è chiaro che a mio modo di vedere potrà essere d'aiuto. Matteo Guidolin, sindaco di Esempio Decimo, innanzitutto grazie per questo spaccato di Viese che è venuto darci. Ultimi 2 minuti, una riflessione, un augurio a tutti i tuoi concittadini di Viese Decimo e a tutti i telespettatori. Io auguro a tutti quanti al di là della serenità economica e lavorativa, che sono una parte enorme della propria vita, ma di ritrovare la fiducia e la speranza nel futuro quanto prima e di veder passata la paura che sento ancora in tante persone di fare un passo fuori e anche verso gli altri. È necessario riacquistare questa fiducia. Anche per questo prima parlavo di comunicazione. È importante che quando le persone che fanno da riferimento a qualsiasi livello e in qualsiasi ruolo si rivestano, è importante continuare a dare fiducia e dare messaggi positivi alle persone, perché poi a lungo andare queste si pagano. Quindi io auguro a tutti i riesini, a tutti i telespettatori e comunque a tutti noi di tornare a riguardare il futuro con speranza ritrovata. E sicuramente questa esperienza ci ha aiutato a essere anche un po' più uniti. Io credo di sì, Bene, Matteo Guidolin, sindaco di Viese, grazie mille ancora per il tuo piccolo spaccato di paese. Grazie mille ancora, in bocca al lupo per tutto e ci vediamo sicuramente ad un prossimo evento che sicuramente prima o poi verrà organizzato anche a Riese. Assolutamente, grazie mille a te Luigi e grazie a tutti gli ascoltatori.